Allora, parliamo dei poeti, Bene, poeti quelli Venezia. che hanno lasciato una traccia. Naturalmente sono tutti vissuti, chi nel 1800, e ci sono anche contemporanei, neanche i contemporanei, che è vissuti nel 1900, non nel secolo scorso, e che hanno lasciato delle belle tracce anche gli altri. Tutti di Eiva hanno, oltre a essere comunque, nonostante siano stati dei bravissimi poeti, però hanno lasciato a desiderare per quello che riguarda la grafia, cioè non erano proprio perfettissimi in grafia. Questo è comprensibile perché non c'era ancora, lui anche un'idea che codificò, cioè ognuno, i poeti che scrivevano quando tutti erano analfabeti, quindi di conseguenza. 2800, quanti che ne hanno analfabeti? Anche tu primi 900 che erano usciti analfabeti. Ma arriva un maestro Manzi, o Manzi. Manzi insegna. Negli anni 60. Sì, te lo ricordi, che bello. Fava un disegno stupendo, con un gessetto. Che bravo. Chi do in libro che se dovessi trovarlo in giro non si trova più. Dice Bancarale o vedete come la catalogo perché è una meraviglia. Ci sono, diciamo, i più significativi personaggi della letteratura, che è Martin Piaggio, Niccolò Bacigalupo, ma l'inverno si chiama? Non ce li puoi far avere, no. No, questi qua non li trovi più. Da vedere qualche bancarella così. Ma non ci sono più le bancarelle. Lo so, ma Non sono più? Non ci sono più perché, ad esempio... No, se lo trovi per caso. perché fiera. io mi sono... Carlo Malinverni. Carlo Malinverni, Acquarone, o si chiama Acquarone, un bravo. Lorenzo. No, non è Lorenzo. Quello da via. Aldo Acquarone e Edoardo Firpo. Non potevo non sapere come si chiama Firpo, Edoardo. Che, facendo un accostamento, irriverente o no, non lo so, ma non mi riguarda, ai nostri grandi della letteratura italiana, direi che il Firpo può essere accostato a Leopardi, gli altri ai Pascoli e ai Carducci, no? E mi riferisco a... ma no, nel senso che con le debite proporzioni, però veramente i nostri Carducci, Pascoli, Firpo, uguale Leopardi, c'è È triste. è triste, però rispetto a Leopardi qualcosina in più che poi vediamo, ma non quello è migliore, no? Qualcosa in più per quello che riguarda il pessimismo, poi vediamo. Allora, Martin Piaggio Che anni? adesso vi dico gli anni, a cavallo tra il 1700 e il 1800. È nato a Genova il 30 dicembre 1774 e è morto nel 1843. Figlio di un notaio, visse esercitando la professione del mediatore a banchi, quindi le hai come si può dire? Un borsista? Borsa. Un borsista. Ebbe famiglia numerosa, eccetera, eccetera, e diciamo, la sua opera d'arte è stata Il lunaio di Sciuregina, che è una composizione dove come lunaio in altre volte intendiamo un calendario, no? No, era un po' di tutto e affrontava anche problemi di tutti i generi, usciva episodicamente. E questo Sciuregina era un personaggio inventato da lui, era lui Sciuregina. Il Linares era come una specie di giornalino. Sì, era diciamo anche un poeta se andiamo a vedere storico, perché commentava anche i fatti di cronaca, eccetera. E poi ha avuto il merito
di proporre diverse sue composizioni a mo' di Fedro o Esopo. Cioè, fa parlare gli animali. Poi c'è la morale. E poi vediamo anche che nella poesia di questa, a Musca ne parlò che del passato, Sì, passato remoto, sì. e lì usa il passato remoto, un tentativo miseramente fallito. Ando qualcosa. Quello leggeremo. Abbiamo un po' di leggere qualcosa di... Sì. Ecco, l'Umbra do sua regina, tanto abbiamo un po' cosa dice lei. Lunga. Pochi anni al mondo sono vissuti e sperò, senza vene de pesti ed appestà, sempre un disnà, qua cena o litigò, senza levame a veggia de mangià. I garçonetti m'han perseguito, con fame sempre a provu o carlevà. Moruto colo in brego e m'han portò anche un cadu chi a fugge a sotterrà. La 30 anni che sono in menissetti e più mi fanno parlare per carregame in teatro, in tulunai e in tifeggetti. Fin a morto che veggian tribulame, sa che non può giudiare i beccheletti, ma scarsui troviò a strada da partame. Parla Cosa sono fa finta, beccheletti? Cosa sono? beccheletti, Sono sbagliati. Ti ami i beccheletti? beccheletti sono Le ciccole. sassolini. Ah, sassolini. Sassolini. Pensavi Io non l'ho mai lentetti, sentito dire lentetti. beccheletto. Ti ami. Beccheletto. Magari volevamo. Ma quelli sei un termine di quell'epoca. Ecco, quella da Musca Ube, la leggo integralmente. In una musca d'estè, stanca e affannà, in sce corne den bö assandò a posa e a che disse, se mai te peso troppo, dimeu che me ne vago de galoppo. Sciola, rispose Ube, ti me fai rie, e chi sapeva che ti fui scichie? Morale, quante ne scighe un mondo che pa, sci ben che sono vescighe de pesà. L'abbiamo visto anche l'altra volta, no? Vescighe, cioè Sì, sì, piccoli niente. inezie. E questa è Eh, carina. Qui avete notato, e notò che è un passato Andò romano. e disse. Che, Cosa a me- dovevo usare anziché andò? No. è passato È prossimo. andato. Sempre. È andato. In una mosca d'estè, Allora, stanca fa là, in scencone del bö, alla netta a possa, a sé netta a possa. E ha gadito, se mai te penso troppo, dimmelo che me ne vago del galoppo. Sciola, mi ha risposto un bö, ti me fai rie, e che sapeva che ti fui scichie? Noi non lo usiamo, non usiamo il passato del mondo. Sciolla o l'interno? Sciola vuol dire Sciocca. scema, Sciocca. 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 Sciocca, facciamo Sciocca, sciocca. sì. Sciocca. Dammi un po'. Che è proprio sciolla, sì, sciolla. Però si dice anche sciolla, sciolla, cioè vattene, Sì, cioè, anche, come dire... sì. Sciocca. Ma non entro. Però non è proprio significato. O cavallo è un porco, in senese un maiale, o si dice porco. Porco, sì. A Praga dimo invece Ghiccio. ghicciu. Però Ah. chi ha scritto anche Ghinno. A Rensen ghino. Il tuo vocabolario è questo. Ghino, che anche ghino. Ghino. Ghicciu, ghino. Però quando si dice l'ho fatto un tubo con la carne del porco. Porco è una parola un po' pesante, se non la vede, però in senese un porco Sì, è quello lì. lo maiale. Quello lì. Carne di bici l'ho compreso. Scusa, dove hai comprato il dizionario? Ghino. Dall'edicola che gliel'avevo ordinato. Come se- perché è se- uscito Un cavallo è un col porco. secolo. Avevano detto che era in vendita col secolo. Allora glielo prendo a mezz'ora. Non lo sapevo. Glielo ordinavo all'edicola e tu me lo prendi. Da guerra ritornando, frusto do gran travaggio, anche chiude, disse o cavallo a un porco. Chi grugniva in tu stagio? Chi? Che u grugniva? Chi dice chi? Sarebbe più giusto scrivere che u grugniva, no? Chi grugniva? Chi grugniva? Sì che u grugniva, non è musicale, però non ti dice mica che u grugniva. Cu grugniva. Cu grugniva. Io l'ho preso perché andavo via. Cu grugniva in tu stagio. Per cosa ti stai sempre lì a rumare? E mai ti non finisci di giascià? Per fare un putron
e guve. Guve sarebbe... È un verbo all'infinito. Godere, vuol dire. Per fare un putron e godì, o porco gli rispose. O ha risposto. Son chi che mangio in grascio e ti minciun, per cosa ti vai a guerra? Per podonu a stentà? Sta tenendo a stalla come mi angrascia? Che replicò, anche qui, che replicò, o cavallo. Tagili porco brutto, che mio travaggio e a gloria, i preferisco a tutto. Morale, perché è meglio i magri in mezzo allo nu, che ingrascià nell'infamia e in tu brutto. Giusto. Il contenuto l'abbiamo visto, l'abbiamo presso, eccetera. Lei capivo, no? Sì, sì. Ora voi Meglio di lo cosa. mette in evidenza di me. Di me? No, 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 Lo mette in evidenza due o tre, Però, guardava lui. poi, due o tre parole, come l'ha scritta lei, e come invece hanno l'ha scritte. scritte. Da guerra ritornando. Da Da. cosa è? Cosa è da? Preposizione articolata. Preposizione articolata. Articolata. Da. Lui la scrive così, ma tutto sommato Da. è un Da. peccato. Cioè, da, Trattino. non da. Da. Sarebbe più giusto Da. da. A. Da a. Dalla. Da. Giusto. La. No? Dalla. Siccome sono due vocali, trattino. Da guerra ritornando, frusto dau gran travaggio, che vuol Ok. mettere? Dau. Da. Chi vuole da A, chi da Sì. U, perché chi lo usò questo sistema e chi non ha No, un altro. perché? Ah. Per non fare il da. Maschile, femminile. Disse un cavallo a un porco, chi grugniva che u grugniva, Che. in tu stagio. Per cosa ti stai sempre lì a rumare? A Roma. E mai ti nu finisci di giascià? E mai ti nu A. Finisce. finisci di giascià? Già sì. Cos'è che non va? Sì, no. Perché no? No, dia. Eh? Gli altri non dicono no, dia, finisci. Ti nu a, no, ti nu Guarda, a finire. giusto? Ah. Allora, Sì, no. analizzate un po' bene, No, parola per parola, questo qui cosa è? Te, soggetto. Pronome, no? Ah. Ti, nu, No. no. Negazione. A, cosa Da, è? A? finisce. Articolo. Pronome. Pronome. Preposizione. Non è articolo. Pronome. A finisci, No, cioè finisci. all'articolo la finisci, la, finisci. eh? La finisci. Finisci, L'hai. La. quella. Finisci. quindi questo, facciamo l'analisi Finisci. fonetica. Chi ti ha, non ti ha finisci, ti ha finisci. Pronome. Mm? Ya, finisci. Dieres no. No. Meglio così. È una parola Sì, sì, la a sé. lunga. Sì, sì. Non ti ha. Non è. De giascià, Dice. per fare un potron e gove, poltrone, no? Potron, giusto? Gove a godere. Gove, lo dico, godere, Godere. io non l'ho mai sentito comunque. Cioè, siamo nel 1700. È arcaico per me. ma si scriveva Su che mangia in grascio e ti minciun, per cosa ti vai a guerra? Tempo donu a stentà, tempo donu. Onore, lui lo scrive così. Godere, scialasse. Oh, Demuarse. Godi. la parola in italiano qual è? Onore. Quindi non Onore. vedi. Se è andato via la re, la desinenza finale, o il suffisso, desinenza la città in verbo. O nu, onore, o nu. Quindi non che va in accento grave, ma che va in circonflesso. Circonflesso. O nu. Oh no, si leggeva. Addirittura a me non che mettiamo anche questo. O nu. Onore, o nu. Mm? Aspetta, che replicò. O cavallo. Tagili porco brutto, che mio travaggio e a gloria, i preferisco a tutto. Ecco, o travaggio e a gloria che non sei tu.
No. I preferisco a tutto. Allora, è facile, da come l'ho scritto lì, dunque l'errore, sai a chi, l'ho scritto altro, perché questo è I preferisco a tutto, questo è. Pronome. Del Un pronome. pronome, no? Sì, ma però in analisi logica, Vi preferisco. Che cosa? Oggetto. Qual è un? Complemento. non è complemento oggetto. Che cosa? Preferisco Loro. loro, I Preferisco. preferisco, no, I preferisco, I preferisco, Preferisco I loro. preferisco. Gli altri È invece lungo. di ei preferisci o no? Allora. Ma- Ei ma è pra- un vezzo ma pra- vocale più ma che pra- altro, perché No, non... i preferisci. Cioè, ei, Sì, perché? l'ho scritto per una vita amico così, ma non Ma è perché giusto, ha parlato- perché non esiste Eh. I preferisco, preferisco, ei, Sì. e congiunzione, I preferisco, allora, ei preferisco, questo è Perché una parlando mi ha quella diventa trattato, un'abitudine. no, sì. Io Un vezzo. ora ci Ah, un vezzo. ora ci due, Ei preferisci. Allora, poi lo mette in fondo, perché è meglio, perché è meglio, no, non vediamo perché è meglio, perché l'è meglio, è l'appostrofo. Immagrì, in mezzo all'ONU, immagrì, vabbè, siamo nel 1700, cioè. In mezzo all'ONU, all'onore, no? All'ONU, cosa è? Prima di ONU, cosa è? Preposizione articolata. E lei l'ha scritto così. Alla moderna. E no, non esiste in genovese, non esiste. A Ah? staccato alle ONU. All'ONU. Che ingrascia nell'infamia. Allora, nell'infamia l'ha scritto così, e praticamente ho fatto due errori, infamia. Nell'infamia. Turna. A parte il fatto lo saliva, Ne- nell'infamia, ma non esiste nell'in. In te, In te. in te, E e prima lo usa in tu, ovviamente. Ah no, in tu, nel, voleva dire, ma lo stesso, In tu stagio non è figurato, qua è figurato, nell'infamia o la figurò. In tu stagio invece è concreto, non tu stagio. Però è sempre una preposizione articolare. Bene, andiamo un po' avanti e diciamo un po' un altro autore. Un malinverni, per esempio. Questa sarebbe mi piace adesso. Questo è molto in piace, sì. Perché mi vedo già ma magari torniamo un dare, ma mi vedo già arrivare a Firpo, che è, diciamo, il piatto forte, il piatto in Raio da 6 anni. Dunque, Carlo Malinverni. No, andiamo a Niccolò Bacigalupo, che è stato un funzionario del comune di Genova, ha scritto anche diverse commedie. Sì. Pensate che uno è del 1838 e uno è morto nel 1904. Uno è quello che l'ha scritto I Mannesi per Maiana Figia. Ah, è vero. Era un commediografo anche, e l'ha scritto anche questa. E l'ha scritto, che è rimasto nell'Olimpo della letteratura genovese, l'Eneide in rima naturalmente, in senese e aggiustata, no? Parafrasata a modo suo, e è carina. E è anche quello che l'ha scritto un cantico d'Armenta, da cui poi il buon Piero Parodi, buon'anima purtroppo, voleva fatto a canzone Armenta, no? E lei voleva un cantico d'Armenta, un canto d'Armenta. Cosa fa? Fa un elenco praticamente, fa l'inventario del museo d'Armenta. Il consumismo sa l'uomo, ma fa fino a possibile. Eppure, perché altrimenti non l'abbiamo manco scritto. C'era già la differenziata. è meta che Ma questo l'inventario, magari con l'abbia esagerato sicuro, però con l'inventario tanta di quella roba che te lo dico. Lesi. Allora, scaffi d'armonica ma senza tasti, carte geografiche, sciuscetti guasti, foglie di selo, siole e scarrolle, cassette e maneghi,
de casserole, vege maioliche sioti peicali, spunsiere scidui de pappagalli, spinghe de scorpena, pese d'inciastro, sampe d'anitre e de polastro, funghi de giatta, tappi de nata, ciume d'ogeli, scarpe e capelli, stecche e balene, scatole e sardeghe, lame inservibili, bocce e sciappè, scigue sanfornie, minestre usè, feuge de meliga, brutte de pisciu, deli e pelanteghe de stocche fisciu, bitiru ranzio, remisso a nevu, armoise, tapani e scorse d'oevu, canette e maneghi de lavativu, binde antisetiche correlativu, cutun idrofilu ancun bulou, da piaga megima che ulamego, casce de latta, caffè de berrata, corbelli e massi de fiori passi, pessi dell'intima, ligneux de crin, ciavi qua rusene, tacchi e scappin, uinecu lepegu, libri, quaderni, pumi de ziardua, camper sui perni, latte a petrolio, mochi de lume, sei a mucchi forse, feuge de rimiscia, mugi de ciume, sgusce d'anguria, vabbè, puice basane, camicie in scandole de damigiane, chiude di gomei, papè de strassa, scorse d'ostrega e dell'ummassa, seti de paggia, pelle e mundaggia, daggio e patate, sioti e salvate, bertelle e gangai, lumi de man, cartucce scaraghe e croste de pan, teia metallica, serci de siassu, e fiammanghiere brutte de grasso, pesi de lettere, scritte i galanti, stampe e immagini vite de santi, scatole e pile, vege e siringhe, de gomma elastiche, bricchetti e stringhe, pesi d'argilla, gannole spue, Fammi su tutto. di resti inutili de caffettee, funghi de gotti, occhiali ruti, cricche ciavöie, bughe e pelöie, scatole de nege, cassette vege, brunine cuppette, fidee trennette, gagge da grilli, strasse e mandili, pirocunofobi, ventuse e usè, oggelli esotici in balsamè. Ma non la finito lì perché ne è che ne una paia. Perché bella? Perché ti porta? Bravo. A cosa c'era? Leggere come l'ha letta lui, qua sta difficile, noi riusciamo a leggerla così. Vedi, potevo Vabbè, ma fare poi tra l'altro Discorrevole. non mi ricordo bene la lesura, però adesso analizziamo un po' magari le parole più strane. Certe. Scaffi d'armonica. Scaffi d'armonica vuol dire fisarmonica, non l'involta, ma senza tasti. Carte geografiche, sciuscetti, guasti, soffietti, guasti. Feuge de selo, sedano, fiole e scarole, cassette e maneghi de casserole, vege maioliche, sioti peicali, sioti e incerti, sioti peicali, spunsie e rescibili, spugne, Come? spunsie, le di spugne. Spugne. E residui dei pappagalli. No, allora non c'erano ancora. Il pappagallo era l'animale, il pappagallo. Spine de scurpena. Spine de scurpena. Pesse d'inciastro. Se fa d'inciastro, e quei pesse. E sampe, d'anitre e de polastro. Fundi de giatta. Tappi de nata, ciume d'ogeli, scarpe e capelli, stecche e balene, scatole e sardeghe, lame inservibili, bocce e sciappè, scigue sanfornie. A sanfornie, il fischietto. Scigue. Sanfornie, la sanfornia è lo scacciapensieri, quello strumento che siamo abituati a sentire e a vedere in mano ad un siciliano. Mentre invece lo è anche senese, è uno strumento sanfornie. Minestre usè, feuge de meliga, meliga è un granù. Brutte de puntini, ma o le pisciu perché poi fa un rima con sto che fisciu. Beli e pelante che de sto che fisciu. Bitiru ranziu. Pelanteghe è quella pelle che va a via, che ti galleri da sto che fisciu, no? Pelantega. Ma che bello. Bitiru ranziu, dimmi. Accomodò. Burro rasto accomodò. Come Bitiru ranziu, rancido.
Remise à neuf. Remise à neuf non so. La recuperò. Per mascherare. Oh, Ranci. Armoise Tapani. ecco. Armoire. Armoise sono ramolaccio. Ramolato. Ramolaccio, lo traduce. E questo lo lavoro. Tapani non sa di è. O Tappani. Oh. Non è Tappani. Armoise Tapani. Non è Tappani, dunque non sarebbe musicale. Non so. E scorze d'uovo. Cannette e maneghi del lavativo. Lavativo è il clistere o cristero. Binde antisettiche curativo cutrum idrofilo ancumbulo da piaga mesima. Cioè, sporco della piaga. Sì, Porco. vita. Culà nego. Mamma mia. Casce de latta, caffè de berata, cordegli e massi, de fiori passi, pessi dell'intima. Noi altri siamo, cioè, è propensi a dire l'intima, che sarebbe, Maria? La È Lenta. quella stoffa per fasciare i materassi. Brava, quel classico, quella La classica righe, stoffa a righe questa marrone e righe. bianche. L'intima. L'intima. No, non si usa più. Ligneux de crin, ligneux, non saprei, ligneux. Crin. Ciavi qua rusene, tacchi scappini, uinè culle pegu. Cacciucci, Cacciucci. culle pegu. Libri quaderni, pumi de ziarva, camper sui perni, latte a petrolio, mucchi del lume, foglie del rimiscia. Mucchi. Rimiscia è romice, una pianta dei luoghi umidi. Chi ha scritto? I mucchi. Rimiscia, Caffè ci sarà. rimiscia, romice. Mugi de ciume, sgusce d'anguria. Anguria, no, vediamo cartellini. Giallo per colore. Fammi solo la pateca. rima. Ma lo so, La ma rima, sì. però Però ti ho anguria. detto prima, mucchi. Mm. Mucchi. Mucchi, Mucchi Mucchi del lume. Mucchi del lume è il moccolo. Al Allora, tocchi di candela, via. Che quello con la bassa. Mucchi del lume, foglie della rimiscia. Puisci e basagne, camicie in scandule. De damigiane, camicie in scandule, lo di. Camicie in tanti tocchi. Scampoli. Camicie de damigiane, è il rivestimento, vuol dire, non è camicie. Camicie de Poi che damigiane. li porti? Cul de ghigomei, Chiudi. cetriolo. Papè de strasta, scorse d'ostrega, ostrica, e dell'umas. Allora mangiavano anche ostriche, vedi? Ma poi ci sarà stato anche... Seti de paggia, pelle e mundaggia. Mundaggia, dagiu e patate. Mundaggia, dagiu è la pellicola dell'aglio. Siotti e salvate. Ma prima parlavi tu Siotti, o dice Siotti. Siotti è un'altra cosa sì, probabilmente. perché... Siotti e salvate. Bertelle e gangheri, lumi de man, cartucce scariche e cruste de pan, teia metallica, serci de siassu, e fiamme inghile brutte de grasso, pessi de lettere, scritte ai galanti, stampe immagini vite de santi, scatole pilue, vege sciringhe, de gomma elastica, bricchetti e stringhe, pessi d'argaglia. Argaglia. Argaglia è la siringa, Pessi d'argaglia. ma primo dice sciringhe. Granule e spuè. E spuè poco arrivare. Spuè, secondo me cos'è? Sputacchiere. Sputacchiere. Di resti inutili de caffettee, fondi de gotti, occhiali rutti, cricche ciavoglie, bughe pelloie, scatole de neige, le neige sono le ostie, Ostia. cassette vege, brunie e cuppette, fidetre e nette, gage da grilli, strasse e mandilli, pirocunofobi. Piero cos'è? Pirocunofobi. Qualcosa con fuoco, piro, fuoco. Sì, col fuoco c'è. Allora, piro, fuoco. Cono, fate a cono, forma. O Una fobia. lampada. Cioè, fobia, paura. Paura. Cioè, No. allora, chi è anche un punto di domanda, non l'ho più scritto, ma poi sono riuscito a sapere questo. Ma se ne anche una parola italiana, sono quelle anti-zanzara fatti, come si chiama? Zampironi. Sono gli zampironi. In danese i zampironi. Ma invece Gli zampironi. dice Piro? Pirocunofobi. Pirocunofobi.
Ventuse usè o gli esotici in balsamento. Abbiamo un po' qualche, diciamo, qualche parola scritta. Come? Ventuse, cosa intendi? A? Ventuse. Gotto da ventusa. Si usava un gotto. Sì, Per ventuse si sempre usa un gotto. sì, però... Abbiamo Piccola. qualche parola, l'ha scritto un po' a berretto. Suscettiva, feuge del cielo, siole. Ecco, siole per esempio, la scrive così. Guardate, il ventoso. Io mi ricordo che mi vedevo fare una paura, dicevo, sempre Piroculofobi. Le offerte, Sì, l'ho vista. Ci sono- Mia nonna. No, dai, faceva. Guarda, avevano i L'ho colori. visto. Ti Ah, facevano fatta. i colori. Siole, lo scrive così. Davano la Sì. chiave, Sì, oh. sì, sì, e se veniva su vuol dire che... Ah, Allora, può essere. Guarda! Due errori? Per due errori. S, Uno quello là, l'iniziale. Cediglia. qua ci vuole la C. C, Sì. E l'altro? accento. Lesino un po'. Marisa, lesino un po' come l'ha scritto lì. Siule. No. No, si. Siaule. Siule. Dica Perché ce l'ho Siule. Con circonflesso. Non aveva niente. Siole. 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 Semmai Oh. Siole. Bravo. Siole. Sì. Scarole, cassette maniche. Vege, ecco, non mette mai i due punti. Vege. Vege. Invece ci va. Legge. Maioli. Sioti, idem. Sioti è come siole, Sì. Sioti, l'ho Sì, scritto perché così. Cerotti. Sioti. Cerotti. C, Lo stesso caso. Però è coerente, lo sbaglio sempre. Sì. Ha sbagliato Sì. coerentemente. E zampe d'anitra. Ma noi altri non vediamo zampe. Sansa. Vediamo sampe. Sampe. Se dico S sarà sempre S. Non posso scrivere Z. Ed è polato. Fundi de jatta. Fundi de jatta. Già. Giatta. Jatta, piatto la fondina. Jatta, l'ho scritto Qua così. X. X. Benissimo. È giusto? No, io non ti parlo. Non ci va no. Sì. Salta. Già. Jatta. Tapi de nata, ciume do geli, scarpe capelli, stecche balene, scarpe farmega, la messa bambini, poi c'è sciappè. Scigue, Ecco 5. scigue, ecco, scigue l'ha scritto. Dai lungo. 5. Abbiamo questi punti. Gore. Allora, Scigue. fate un po' l'analisi fonetica. Scigue. Scigue, scigue. Allora, cos'è che va? I lunga. Sulla I, Sulla I cosa? Dire. due puntini. Due puntini. Scigue. Scigue. Ue. Qui, Maria, lesiamo un po'. Sciole. Scigue. Dica, scigue. Invece No, la scigue. Quindi, Allora questa è la no, ci Chi non aveva niente? Niente. scigue. Scigue. San Fornie, Menestro Giuseppe, feci del melica, tutte le pisci. Belli pelante che le stocche fisci. Vi tiro rasimo. Remisso a nuovo. Armoise, tapane, scorse, anche in questo caso qui scrive scorse. Forse. No, Invece- scorse. Se dico S, Scorse. a meno che a quei tempi non che dicano scorze, ma non credo, Canette e maniche di lavativo, binde antisettiche, curativo con dumi idrofilo anche un bullo. Da piaga megima, da piaga, con la scritto così, da piaga, da, sarebbe da piaga cos'è? Preposizione? Dalla. Dalla. Articolata, dalla. Da. No. Può essere anche, invece che ad Oriese, giusta, così, da, ma questo qui, Può andare. da è lunga, va bene. Da. Va bene così. No, l'ha detto piaga per piaga. Sì, da. Da piaga. Da piaga. Da. Ciaga, in senese è ciaga. Sì. Da. La ciaga stessa, vabbè. Megima, da piaga, megima. Lei l'ha scritto così. Mariangela, leggimi un po' lì, ci arrivi? Ci vedi? Cosa c'è scritto? Mesima, hai detto? Megima. Mesima. Lì cosa c'è scritto? Mesima. Mesi. Mesima. Mesima. Adesso è scritto megima. Mesima. Invece- No, è megima. Mesima.
Allora, Fanema. prima di tutto, non è, al limite potrebbe essere anche così, Fanema. no? Per darla larga, però non è mesima, è mesima. Così è mesima. Per dire mesima, Due puntini. Ieresi, Shai. mesima, Mesima. mesima. Fonema. Sguscia d'Anguria. Puisci e Bassane. Ecco, la parola Bassana. Qui c'è la Z. Bassana. Bassane. Che se ti dici? Allora, Bassane. Allora, in Z o la NS sonora? Quindi se fosse NS sonora mi devo scrivere Bassane. Qua è l'S Bassane. Se fosse una Z, scrivo Z e l'S Bassane o merda. Allora, secondo gli altri? No, aspetta, non ho No, la spiegazione che mi è... viene allora, un dubbio. Bassane. è venuto fuori a sonde indagare l'anno passato qui, con i miei allievi dell'anno passato, che la parola corrispettiva di fava in italiano è anche baggiana. Pagello, Quindi Baggiana, quindi è la giusta Z. Allora, come Bassane. venuto, ginocchio. Bassana, la giusta Z. Bene. Vado a vedere se scrive. Fado. Baggello è detto prima. Baggiana. 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 Serci del Siassu, cerchi Sì. del Siassu. Siassu, no? del Serneti. setaccio. Ve ne mette due. Serci. Bazzana. Bazzana. Serci, Nino, serci. scusa, chi ve ne mette due Z? Sì, Bazzana, però gli altri non che dicono Bazzana, dicono Bazzana. Appunto, Bazzana. Vabbè, dipende, se poi è la sua che dice Bazzana, va bene, che ne mettono Però è qui. Z. Però quello che conta è che ha una Z e non una S. Giusto. Serci, Mari, serci, cerchi. Non va la S, Infatti. ci va la C. La C, C'è lì. con la Sicilia. Grude del grasso, pessi delle lettere, che pezzi, anche se solito il discorso. Scritta ai galanti, scatole e pillole. Ecco, pillole, lo scrive così. Pillole. Pilue. Leggimi un po', leggimi un po' lì. Quello è. Eh? Pilloe. Pilue. Pilloe, mica scritto pilloe. Pilloe. Se ti metti che è proprio un accento, ti vuol dire di mettere in shai, pillole. Pilloe. Normalmente non ti che metti niente, ti dici pillole. Poi, a un certo momento, dice, ciavi qua rusene. Rusene, vabbè. Rusene. Neanche che dico rusene. Ma quello che oggi fa venuta è la parola chiavi in italiano, in senese. Abbiamo scritto ciavi. Noi ne parlò? No. No, ce ne parliamo adesso. È sbagliato perché al plurale ciave a fa ciave. Dame e ciave, non dame e ciavi. San Paolo man e ciave do paradiso. Nella, lei sapeva, c'è una regola perché, ora ve la dico. Sapeva niente. Ha sempre detto, t'ho detto e ciave nella Rita. Sì. Ecco. Non volevo a regola. Alla così, la regola è questa. Che le parole in genovese che finiscono con una E al singolare mantengono la E al plurale. Quindi ciave, nuce, se avessi un vocabolario, non è nuci e fighe, è nuce e fighe. Fighe è un ghindra, perché in senese è figo, singolare. Nuce, in una nuce, due nuce, una valigie, due valigie, in una chiave, due chiavi. Andiamo a parlare qui in cacciò e domanda che cosa lama su. Mettiamo che abbiamo ammazzato due pernici.
uno vediva mai ma sono due pernici, vediva ma sono due pernici, ma lui non la conosce la regola, perché sa che si capisce così, uno dice mai ma sono due levri, due levre, perché è La regola. alla E al singolare e al plurale mantiene la E. Mettiamo però con la Giamassò due cinghiali, un cinghiale, in cinghiale, due cinghiali. Due cinghiale. due cinghiali, no cinghiale no. Sì, ho capito. Due cinghiali. Perché? Al maschile. Perché la regola vale solo per le parole di genere femminile. Fregati. Una luce, due luce, una notte, due notte. Ho fatto due notti intere. Il monte, il monte, i monti. Monte, Molla maschile. Sì. Il monte, monte. monte ti vede monti. Molla maschile, per quello che fa monte. Quello è monte. Non è femminile. Sì. No, sì, volevo dire. Cioè ci sono due regole nella stessa Solo nello femminile. stesso anno. Allora, è una regola Il che maschile cambia, Ma no? appunto. la femminile è solo se è femminile. Solo femminile. Leve, pernice, È valigie, sempre notte, luce, Però chiave, c'è Valigie. pernice, la femminile. valigie. Fiume anche, fiume. Fiume è fiume, è maschile. Maschile. Se andiamo a scavare, prima che adesso che troviamo l'eccezione, però la regola è quella. Quindi Leo l'ha scritto Ciavi. Ciavi. Chiavi Mm. e chiavi io la sbaglio. Esatto, chiave. Per Non la, lo so. la chiave, perché è femminile. Non conosceva la regola. Cosa fate? Fondi del gotti, occhiali rotti, Errore blu. bunghe pelleie, scatte di nege, cassette vege, brunie, coperte, fide, trennette. Gaggi da grelli, piroconofobi, o piroconofobi. Piro. Ventuse, use, o geli esotici in balsamè. Che brutti. Un po' come in italiano uova. Uova, il plurale di uova rimane uova. Uova. In italiano è Italiano. un uovo, due uova. Ovi vuol dire un cognome a Renzo Arbore, quello che è in vuoto. Ovi! Fantozzi. Mi ricordo col kiwi, c'era la mia collega si pisciava addosso. Mi faccio il kiwi. Anche di plurale. Vabbè, ti fai con la TV. Invece di Carlo Malinverni, Carlo Malinverni, adesso vediamo un po' qualcosina che parla delle Allora, Malinverni. sulla statua, eccetera, eccetera. Allora, nato nel 55, 1800 naturalmente, morto nel 22, fece parte della redazione del Caffaro, giornale, insieme ad Anton Giulio Barili, che è stato uno scrittore, e poi impiegato alla Cassa di Risparmio, eccetera, eccetera. Dell'Esu, da Malinverni, Due brocche di viuvetta, che è una poesia un po' birichina, no? Ma no, quello vuol dire, è limpida come gli occhi di un bambino. Però potrebbe sembrare. Gloria, siamo Cioè, ragazze. alla birichina in un senso che per quei tempi magari ecco. poteva, voglio dire, ma Spiazzare. niente, Maliziosetta, Allora. maliziosetta. Due brocche di viuvetta. Ecco, violetta in senese, viuvetta. Ah, Io che c'è, viuvetta. Viuvetta. La viola Viola. Viuvetta. allora, è sempre al diminutivo, una viuvetta, non una viola, una viuvetta. Viuvetta. Sun due brocche di viuvetta, arredosso du mia giù. E spuntè là in l'erbetta e te dagu. Cosa sun mai petit bella sti sciui di fiori. Ste due brocche, poco ben. Te ha risposto, devan mui chi? E ti te le ha messe in sen. E han due brocche di viuvetta,
Cose son mai, tutto o niente, sci, trameso a camigetta gianca che paivan dipinte. So che ho detto fra di me, invidiando a bella sorte, oh, poi vive nua così, solo nua, poi venie a morte. Ma in diamante colugiva, da ciù bella egua e ciù scetta, o tabar lugava, muivan t'incanto a me viuvetta, e adiceva con sospiro che metteva con passione, sono bello, ti è svanio, cose sono, cose sono. Leo che mi regalò la violetta e quell'altro che mi regalò un diamante e lui però avrebbe voluto essere la violetta nel seno. È un pensiero abbastanza ardito, È audace. però è bello, è una carina. Torniamo a Bacicalupo. Vedo in passo da sue poesie di Natale, ne parlò? Di Natale, magari Allora, le tradizioni. ve ne leso due quarti, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, due ottine. Due ottine. U parla di Natale e u conta, siamo a metà secolo 1800 e rotti, o conta cosa veniva, no? In tutto periodo natalizio, pre-natalizio naturalmente, l'invegendo che via eccetera, e dice, e in casa i vegi e i giovani, con tutta ingenuità, mettisi a fare per esempio, con di pappè a macè, dare una forma artistica, qui punte e luntanze, luntanze sarà gli sfondi probabilmente, e rovinate stanze per contentare i figli, perché c'è una testa che tenta miage. L'arte aglia troppo ingenua e ave saltava all'oggiù, ma quell'ambiente tipico e quello dudo foggiù udava a sto accessorio de feste di Natale, udite bene, in fascino speciale, cui è scomparso ancora. Mi altri dicono, noi in Natale della volta. Lui praticamente dice questo, ma siamo nel 1800, domani. Ma allora se nel 1800 noi abbiamo già i Natali della volta, ma quando erano i Natali della volta? Risposta. Prima. No, probabilmente ti dai gli uomini delle caverne e dicono, beh lì noi sui Natali della volta. Perché quando dice in Zagrendi e si ricorda di quando è piccino. Come lo vedi? Sì. Allora, diciamo che dico che la spiegazione più o meno questa, che il Natale, un Natale, siamo noi altri, dentro di noi che lo viviamo, è inutile, è scomparsa anche perché ormai quella gente lì evidentemente non avevano più l'entusiasmo che suscitava il Natale. Siamo chiari che dobbiamo coltivare un Natale, anche mi dire, per me era Natale tutti i giorni, no? Allora Natale veniva da vino dall'anno, i regali, mangiare, in tutti mangiavi, anche quando abbiamo piccini altri, a Natale ti mangiavi le cose che magari tutto l'anno ti tensionati, una cosa per tutte. A Natale mia mamma cattava la mostarda. La mostarda lo mangia solo a Natale e basta. Ma il classico panettone. E certamente che poi sapeva di Natale, quando la vedevi. Certo, ma mangio anche a Ferragosto la mostarda. Ora per esempio fanno giusto da tutto l'anno, ma a me non piace mangiare a Natale e non ne mangio. Io mangio tutto l'anno. Vabbè. Io lo mangerei tutto l'anno. Passiamo ad Aldo Acquarone. Aldo Acquarone, il sonettista per eccellenza. Lui scrive tutti i sonetti. Sonetti, cos'è un sonetto? Un sonetto, solo un sonetto. Allora, composizione poetica di 14 versi, 4-4-3-3. 4-4-3-3. E ora vediamo. 2 quartine e 2 terzine. Lo schema di Zeno. Chiaro nota. Cominciamo. Allora, questo Aldo Acquarone, che è un po' più contemporaneo degli altri, perché ho nasciuto
Udvide Senà, Pempena nasceva il giorno che sono nasciuto io. 1898, quindi agli albori proprio, cioè appena l'immediata vigilia del secolo XX. E è morto nel 64. Però, 66 anni. Sì. Ha scritto anche delle commedie. Ha scritto anche delle commedie e tante opere appunto poetiche. Se l'è beccata in pieno. Carlo G. Lui è descrittivo e non ha la morale in fondo, è piuttosto descrittivo. Però fa un acquarello praticamente di quello che vede. Come si chiama? Aldo No, Acquarello. dico il titolo, che è l'esuto. Carlo G. Bello. Nuage luveghe, strette, carugin, senza luce, purtette scolorie, spiusa de gatto, rampe de scalin, pin de figure con facce speronzie. Urli, barruffe, insulti e discussion, fra donne grasse, roche e invelemie, lenzuola e patelli stesi fra i barquin, cassette appese ai spaghi de Georgia. Recanti scuri, la botteghetta in forno, in sabatin con lume in sciubanchetti, in ferrà con martella tutto il giorno. In cima, proprio su per l'aia, una pennellade su e in retaggetto de sé celeste in mezzo a una grondaia. È descrittivo, però sembra di esserci, no? È vivida questa. Miage, lui scrive Muri. Miage. Mentre la leggi vedi Mi sembra di anche gli odori, sì. Miage. Conoscendo Genova Vecchia. Miage. Scrive così, Miage. Come si vede? Se facciamo l'analisi fonetica come viene? Moage. Miage. Miage. No. Che anche, questa è una di quelle parole che si può scrivere anche in tenatra mainea, con AI al posto della U. Miage. Miage. Come muande e miande. Come bitiro e buttiro. Come fugassa e figassa. È sempre a U e AI che si intervallano. Naturalmente ti scegli quella che ti vuoi, quella che meglio ti aggrada. Chi è abituato. Quello che sei abituato a dire. Gli altri che dicono, ma le volte miage, miage di avete che dicono qua G dugia, miage. Miage. Naturalmente se mica metto la doppia G, chi ha a due punti perché la chiedo una G, ma se a G che rimetto, non posso mettere i due punti, per le miage, quella è miage, senza due si legge in un altro modo. miande, non che ne va, miande, fugassa, abbiamo detto poi bitiro e via discorrendo. Ve ne saliate altre senza. Senza luce portete scolorie, senza anche chi ci mette la Z, senza lui va. Spesso legato rampe de scalini, pinde figure con facce speronzie, lo di sparute, lo di spaventate, spaventate. Urli, baruffe, insulti e discussioni fra donne grasse, roche e invelemie, lenzuola e patelli. Patelli, sai cos'è i patelli? Cos'è i patelli? Non ma legano di frara. No, non sono quelli che si usano per i bambini. Brava. Patelli, brava. Mica busto, Pannolini per i bambini. Allora, attaccare su anche quello donde te, no? I patelli. Sì, due patelli e quattro strasse. No, perché donna Berenè, non è che quei tempi lì, che sa questione di napoletani, c'era già il traffico, c'era già
le vendite clandestine, che vedeva la radio, quelle cose lì, penso. No. Ma sai, qui siamo qui in essere nel 1900. Però, sai che ti dici che sono avvelenati. Era ben Ma no, magari Hanno non invelenio. arrabbiato. Rocche invelenio, magari si dice tutti l'una con l'altra. Si litigano, invelenio, ragazzi. Tra l'altro si ratellava. Recanti scuri, una botteghetta a un forno, in Xavattin. Xavattin? Ciabattino, sarà il ciabattino. Sì, Lui sì. Però noi dicevamo ha scritto così lui, che Xavattin, Ciabattino. che sarebbe ciabattino, però o caigar, appunto. caigar, ma non è, o sabattino, ciabattino. Lei l'ha scritto così, Sabattino. ha fatto l'errore o il contrario di quelli che hanno sempre fatto prima. Sabattino. Cioè, dove che ha S, ganava a Ciccia di Liano. Chi ha messo a Ciccia di Liano dove che va a S? Perché che va a S? È ciabattino che ha C, ma perché che va a S? C'era I. Perché? Ah. Perché non c'è la E o la I, non segue una vocale dolce, ma segue la lettera A. Quindi non ti puoi mettere la C davanti a A. Sabattino, Savatte. Sul banchetto un ferraco martella tutto giù, insieme, lo scrive bene, proprio su per l'aia, la pennellata su una retagetto desse celeste in mezzo alla grondaia. Scrive bene qua, va bene. Ne pensiamo con una? Questo è Ah, è proprio l'immagine che giusto. Che ne è una peta, che è bella du Mainà, peta un po', Avanti adagio, ecco questa è bella. Questa è descrittiva fino a un certo punto, c'è una morale, c'è una partecipazione, un pathos. Per quanto a vita a bordo a fosse via, quando dovevo lasciare un bastimento, vi garantisco che la stata crua, ma ormai che vedo poco e non che sento. Mi scrusce tutta quanta l'armatura e allora, tanto che aspetto un mio momento, per non arrivare troppo depremua, mi tengo ciò che posso contro vento. Fidando una fortuna che mi aiuta. Quando da Zueno stavo lì al governo, dal punto del comando di San Pietro, dicevo al macchinista, avanti tutta! E ora, quando prego il Padre Eterno, che dico, avanti adagio, quasi indietro. Bella, Quasi indietro. Quasi indietro, quasi, ma indietro. quasi indietro. Questa che è una di quelle parole italianizzate e doveva fare rima con dietro. E di fatto uno l'ha detto, però avrebbe potuto dire, o comando di San Pietro. E che dico, avanti adagio, quasi indietro. Però lei l'ha scritto San Pietro, l'ha scritto tra virgolette, quindi ha usato la parola italiana. E allora? San Pietro. San Pietro. Scusa un attimo. Avanti adagio. Sì. Quando poi leggi un po' di nuovo l'inizio, che c'è una cosa che volevo chiedere. Per quanto a vita, ecco, per quanto, anche qui, per quante, quanto, dimmi, continuo? Sì. Per quanto a vita a bordo a fosse due, A Fusse? qua sta scritto a fosse, a fosse o fuisse, Io ho detto Fuisse. fuisse. Noi diciamo Fuisse. Io ho detto fuse perché ho tolto una S e ho aggiunto i due punti sulla O. Ah, Ma che ora fosse. Fosse. Fusse che fosse una volta. Sì, era quello. È questo? Che non mi suonava. Quello del Bocci è anche la bella. Ah, no, parla senese. Qua, che siamo? Senti questa, Dai. Lui dice, perché scrivo un senese? Ma scusate, lei come domanda un pargoletto perché si attacca a testa del sonue. Va bene, non sono sul pargolo, l'ammetto, ma per rendere con tutta fedeltà una battuta in immagine o in concetto, con una sintesi viva da realtà, che vede la forza e il colore del dialetto. So che questo uno nasce moderno, perché uno fa fin, uno fa distinto, uno fa fin. Ma sono sicuro che anche il Padre Eterno, almeno in casa, quando l'è in borghese,
Forse quei santi o che parliamo latino, ma in famiglia o che parla in buon senese. Che bello! No, è brillante, è una È vero, perché... Quindi già allora il dialetto era un po' E studiato. allora siamo nel è sempre 1964. stato negletto, sì, diciamo, sì. messo da parte. Vediamo se abbiamo qualcosa da analizzare qui. Sulle banca. Sì, era in banca. Magari Era in banca. l'ambiente con la... Beh, ma siamo già a metà secolo del Novecento, quindi, Sì. quando è un piccino in meno, meno male. Lavoravo già io. L'italiano con una... Non posso esimermi dall'esime questa qui che si intitola A me chitarra. A me Dai, sì. Alla lì appesa a un chiodo sitta e queta, qui un po' di più ma pronta, semegia, a confortare tristezze del poeta in temimenti di malinconia. Nessuno da pace ci completa da tua semplice e pure melodia. Nessuno mi fa più dolce compagnia di questa voce intima e discreta. Ti te lamenti, e certo non a torto, perché mi te strimpello e te strappasso, ma la tale a me gioia, o me conforto, a tenite in sciucco quando t'abbraccio, che spesso resto lì felice e assorto, finché sa smorta un mugugnato basso, cioè il basso della chitarra. Mica l'ho aggiunto una qui, non so perché l'ho aggiunta. Un verso. Ti dà aggiunto un verso. Una poesia, Ho aggiunto una poesia che l'ho retagiata da qualche parte, non mi ricordo, alle insieme, un povero Uberto, quando dopo la terribile tempesta o la tornò con l'anima tra i denti, pulmini a tocchi e una feria in testa, ormai dopo tanti patimenti o l'ha detto un meschino ai suoi parenti, o solo desiderio che mi resta, le almeno che in ti ultimi momenti possa respirare la bucuna di questa ietta pua da nostra marina. Ma ho tanto avvilio che, povero Uberto, invece della ietta la mattina, ritornando da messa, l'ha scoperto bello lungo, stecchiù dentro la cucina, con un barcone serrò e un gaso avverto. Oh, mi Una morte perché non asciuga da me. Ma non perché fa tutto il freddo, non per il freddo. Non lo so. Forse per il freddo non patito tanto freddo che era seduto, però adesso. Non sia No, siciliano. il fatto che magari lui pensava di morire dal freddo, invece no. della vita, invece per cosa No, ma scusa, però se un che caso. questo sarà. Vabbè, Scusa. arriviamo a Edoardo Firpo. Firpo. Allora, Il nostro Leopardi, Sì. Benaiate. Edoardo Firpo nacque nel 1889 e morì nel 1957. 1800. No, nato io. Nato 1889. Ha fatto meno di parlare. Lui era un netto discreto, umile. E viveva, il suo lavoro viveva di accordatore di pianoforte. Cioè lì a Rua tutti che avevano i pianoforti in casa, quindi te li immagini quanti pianoforti lo accordava? Vabbè. Era un discreto pittore, oltre ad essere un eccelso poeta, probabilmente l'aveva venduto anche qualche quadro e lo aveva fatto anche qualche tappullo perché francamente d'accordato dei pianoforti. Vabbè. E De Firpo ne usaceno qualcosa, no? L'altra volta. La sua... Due o tre poesie te l'hai Sì, vediamo tu magari stesse con l'aggiunta di qualcun'altra. Però ripetiamo quella Ciamim un po' una mattina, dove traspare quello che ho anticipato prima e che ripetiamo a fine della lettura. Quando in te belle mattine limpide del primavera, che lungo le spiagge marine pana farfalla ogni veia, e il sole inonda de luce l'anima, umà e campagne, e pan sospesa in telaia insieme a nuvie e montagne, l'antico dubbio come torna. Sai proprio vero che un giorno sa smortià tutto per me? Figlio, che per coste di monti
ti bevi ai fresche vivagne, appena fiorisce le campagne, chiamami un po' una mattina. Chissà che da qualche rianello, da qualche rama del pin, non ti risponde in pittin. Antico dubbio, no? Il dubbio che tutto si muove un po', cosa che sai alla fine, in fondo al viale, cosa che sai finirà tutto per me. Ma anche noi moriremo. E allora lui nel suo pessimismo, chiamiamolo, accende un barlume di speranza. Chissà, ti prova un po' a chiamare, può darsi che ti risponde, no? Se ti mettiamo, mi sono reso conto delle idee. Però non è tanto pessimismo quanto è realtà. No, è una preoccupazione che rasenta il pessimismo e che sfocia in un barlume di speranza. La speranza, sì. Sì, c'è la speranza. L'anima continua. Questa è la bella. Un fiore in tubo. Ghean se freddo e lontan, de dato un bosco un stecchio, ma in ticcianelli verdi s'arriva i colchi cilila. Ai pe de qualche miagetta spuntava a prima viuvetta. Campane venivano a sciami dai lontanze di monti, dai orizzonti di anni, quando ne peiva che un mondo nasciu o fosse con me. Egue de primavera, su terra mette fiorie, come me peiva che a lua cantesci solo per me. O carovane de nuvie, calme ai tramonti in sciuma, e contemplè dietro i vredi quante mi hai fatto pensare. Malinconia, come ci fito du tempo, ti desfi e cose del mondo, ma il primavera ritorna e mi rinascio con lui. Son come un fiore intengotto, che mentre un me ciancianin, per ogni su che ritorna, usare pigia in pittin. Qui è abbastanza positivo, no? Sì, obiettivamente sì. Mi son, non orie, mi son. Si sente di rivitalizzarsi ogni qualvolta magari gli sembra di cadere. Carovane de nuvie. Carovane de nuvie. Tu mi hai chiesto prima Sì, subito per colchici. Colchici. Non c'è qua colchici. Penso che lilla è un fiore, il colchico. Sai, vediamo magari in quella zona lì. Lui è della zona, lui è genovese, no? Però parla molto della zona dell'Antola, quindi probabilmente i suoi erano originari di lì. Sull'Antola ci sono gli anemoni. E i colchici lilla. Ma non sono lì. Mari, ma ti vedo lontano, perché non ti sei lì? Porca miseria. Sono gli ucraine saranno, quelli che chiamano che sembrano i in quella zona lì i gigli che Giaggioli. nascono primavera, che giaggioli. dice cantegue, io non l'avevo mai sentito. Canterva è una voce chiavarese, No, l'idea. Sì, ma siamo nel Levante, siamo nel Levante, Canterva, e hanno anche delle espressioni musicali e canterve, se non mi sbaglio, Cantegue. Lì c'è l'Emilia, c'è la Lombardia. Una Toriglia che va su verso Scrivia. Sì, ma è confinante, sono dei posti che confinanti anche con l'Emilia. Sì, va in Emilia, a Piacenza. Esatto. L'occhi, l'abbiamo violato il mondo, no? E a Fosca Marina in altra onda s'avanza, a gonfia, s'adrissa, a sinarca, come una chigia de barca, pa che se lo vede a berrà vuol dire afferrare. Ma lei, tranquillo e beato, con una carezza di aria, o te ne scugia del dato. Può essere fa come l'occhi, per ogni onda che arriva, alzame sempre in pittin. Qui è leggermente un po' più negativo nel suo pensiero. Praticamente non riesce a
a sopportare certe vicissitudini, certe situazioni. Si sente sommerso praticamente. Non abbia potuto reagire a qualche disgrazia. Allora, la reazione non è là. Poi che quella di Sant'Antonino. Sant'Antonino, questa qui è la più bella. Legua ata. Niente di muerte, ata. Ma lei dell'Antua, È una poesia molto breve, anzi andiamo a cercarla subito, che parla dell'Antua. È brevissima. Ecco, tocca. Godumando a un degettin dell'Antua, che fava a guardia e pegue. Come si chiama quello gelin che canta? A lei lo drina a lei, a Fausoni un terra, a sarsa e a canta. Descrittivo. Però a lodrina sarebbe la lodola. A lodrina è in coloria, nella loro espressione. A lei lo drina, a Fausoni un terra, a sarsa e a canta. Cioè dal basso si alza e si esprime, canta. Come un cantante che va sul palco. Leggiamo questa, che non ho mai letto, ma penso che mi sembra, leggendo gli ultimi versi, che possa essere interessante. E punte di campanini e cime de montagne, pa che se sforza de tegnisse un po' da luce che va via. Da secoli a quest'ua chance in telaia scura una campana. Invidio l'egua che cure e tutto ascorda con lei. Tutte le mattine a sadescia, nuova, limpida e viva. Fresca felicità dentro a mattina, quando in fioretto sarsa e svapora urusà, sciupe a colina. Anche in tu già scompin, tu già cuspin, brilla una rosa a punta d'ogni spinga. Basta in profumo dell'illa bagnò per fame mui. Mui penso che sia per fame al contrario, ridere. Mui nel senso, meudo dalla verdura, non lo so. Ha descritto delle cose dove appunto c'è un qualcosa che muore e l'acqua che muore e nell'indomani è di nuovo viva. E lui basta un profumo dell'illa bagnò per fame mui, per fame regagì praticamente. Gran malvegia la stata quella seia che in ti ulivi impregnati su marin, su te stelle e si gae a repigiò torna a cantare. Si compiace della natura, un niente, il canto di una cicala, niente, però solo un poeta può avere la mattina queste intuizioni. L'egua ata, un menino morto lo cacciò in mano, vicino al cielo del luna. L'ho visto destaccarsi a poco, mettisi in viaggio verso l'egua ata. Povero menino, mi s'astreseva il cuore, posò in fianco, o poi un cavallino di legno per i figli. In giro si accendeva de stellette che de continuo nell'usciva il mare, poi lo lasciò solo a navigare in tannette. Probabilmente l'ha vissuta l'esperienza. Ma scusa, Un gatto morto. Un menino morto. Un gattino. Un gatto gattino però, un menino. Menino si dice al piccolo. Sei un po' triste. Gli sarà morto. Può essere anche un gatto di qualche anno, ma però è piccino. Sì, però è piccino. Quando ti chiami un gatto. Come abbiamo fatto? Come non c'è più? Pronto? Leggendo mi viene in mente tutto, non c'è più niente, ma niente. Allora, questa è l'ultima, no, non è l'ultima, ma della serie, ma
potrebbe essere l'ultima di quelle della serie che leggiamo noi. Fa la guardia. Uffi, il filo. Brava. Vai a vedere, mangialo. La sono. Perché Ho visto muovere. ha visto qualche movimento. L'Antonello. Ma senti un gatto? Sì. Uffi, Zitta. quest'aria freschina è quella qui che l'altra volta mi sono sbagliato, non era l'aquilone, il titolo, lei lo sa, quella era Uffi. Lì che arriva, Zitta. Antonello, stai attento che ti mangia. Tienilo, Ma parla dell'aquilone comunque, che non lo chiama aquilone, voi vedete come lo chiama. Quest'aria freschina che va dai monti o mare, sta luce bianca e netta, che panna in su asciugare, e con la veglia aperta che va lì per scappare, tutto va a me porte come una ciuma in sé. Ma son come a cometa di figliolo, l'aquilone, che scappa in eto e a pas spunciata in crio, vani non, ma sempre alla ligà ben fine, a Dio. Cioè, ti può anche cercare ma tieni, l'ineluttabilità del destino, cioè non si può, siamo destinati a essere comuni mortali, come l'aquilone è destinato a volare parzialmente, ma sempre rigonfi. Finché non ti giù, Ma direi che non so, abbiamo fatto un escursus. un campionario, no? Perché Tirpon ha scritto più di un libro, però direi che queste che abbiamo letto stasera sono le più significative, e quelle un po' più marca pistola, no? Come si suol dire. E se poi ho letto anche un qualche sonetto della Quaron, perché che in carino è Bonassa Cippa. Bonassa Cippa vuol dire bonaccia proprio al massimo, no? Calma Proprio piatta. Cippa. Calma piatta. Schietta proprio, che nessuno sa più. Una gara verica non la puoi fare. Bonassa Cippa. E scogliere vent'è, fan tremare l'aia su tavolo sulle un. Un monte inaridio dai Sicè. Sicè forse vuol dire siccità. Può essere. Sicè. Un monte inaridio da Sicè. Siccità. Un specie e case e un ripido costume in tu golfo fra i barche stampagè. In sé pochi malocchi de cottum. Malocchi de cottum. S'assendan sotto o su come incendiè, cangiando forma, tinta e dimensione. Un maule gianco, liscio, senza peso, uno mescia, uno franza, uno respia, in vapore lontano come sospeso, fra ma e sé, passando all'orizzonte se lascia di re una lunga scia de fume, che si perde dietro a un monte. L'unica cosa che si mescia è lo fume. Ha identificato bene il movimento, non so se vi hai mai fatto caso, è nuvie, devo dire nuvie, e di mia cavallo nuvie, quella là, un pa' un gatto, no? Un pa' che ne so, un pa'. Ci dai un senso. Ma lì, oh, è nuvie, se ti la mi è inferme. Se ti teggi un attimo, si muovono con la velocità del vento. Quando sei a tramonti per guardare per quelle serie che è nitido, guardi un attimo, cambia continuamente. Una volta che ha del nuvie che è una meraviglia, dico va a pigiare la macchinetta fotografica, no? Perché non cammina. Arrivo lì. Sì. Cambia forma. E sono cose che vanno cogliere. L'attimo, cogli l'attimo. Se no Quanto poi l'abbiamo è fatto? tardi. Giocato lei è l'artista. Lei è la fotografa da Nuvia. E le foto sono belle, paesaggi, situazioni. Più parla tu della nave, evidentemente è stato anche imbarcato. Sotto affiancata da nave imponente, affolla, prima allegra e rumorosa, ora affissa commossa ogni partente. L'amico, figlio, upuè, umaio, a sposa.
curvi lasciò fra ambigu e in salvagente. All'improvviso a voce cavernosa da sirena a rimbomba e tutta la gente resta senza fiato, silenziosa. Ecco, a nave libera, a via, a s'abbrivia, a saluta, a che da Trento e all'abbandona con civetteria la lunga coda di fiume negro e lento, come una bella figia che inseguia a se fa sciogliere i capelli dal vento. Una bella immagine. Bella, carina. È descrittivo, però c'è sempre qualcosa, qualcosa. un po' di partecipazione, c'è sempre qualcosa. È un poeta. Ma poi È un poeta, ragazzi. queste Sì. frasi che sono se fa sciogliere i capelli. È un vento. Alla descrizione della partenza della nave. Se la scrivesse un giornalista, il papà. E in quello non la scriveva, La qua scritto così. sirena ha salutato la nave. sì. Questa è un'altra cosa. Naturalmente la rima c'è sempre, Sì, ha usato un termine italiano che beh, una voce del sfida un po'. all'improvviso, ciò che all'improvviso come possiamo dire gli altri? Improvviso. Tutta assieme. Tutta assieme. Poi quello che viene nato Viene nato, all'inizio. affolla Agente. e gente, Viene nato ancora. Vieni a far Anche affiancata. fiancata, sciancata, Non è un termine più. fianco o scianco, fiancata è un po' italiano. più italianizzato. E qua nave le libere la via Sabrina, È una nave. i capelli da vento, mi sembra che... All'inizio viene nato, quella italianizzata. Viene nato parola quella. Sotto fiancata nave impotente affolla, prima allegra e rumorosa, o affissa commossa ogni partente, l'amico, figlio, poi ormai la sposa. Curvi lasciò fra ambigu e in salvagente, all'improvviso a voce cavernosa la sirena rimbomba e tutta la gente resta senza fiato, senza sciolto, Senza show. che anche in gruppo musicale, i senza sciolto, Senza show. i senza fiato, i senza sciolto. È fortissima. E anche Sciuscia e Scioffa, no? Non era quelli del baraggio, così. Sì, è una banda musicale. Banda... Rupe Stretto. No, non le ha su se Qual stelle. era? E a quelli da Rensen. Terense. Non era Sciuscia. Rupe Stretto. Streppa o Ghea? Prima che è nato. Rupe Stretto. No, Non era Sciuscia e Stretta. Shusci non mi ricordo. Come paro, così, vagamente. Shusci e Streppa. Rumbi e streppa. No. No, Rupe Rupe Stretta. Stretta no. Possiamo salutare i nostri amici che ci seguono da casa. Sì, perché ci abbiamo... Allegri! Allegri!